Buongiorno, benvenuto a tutti. Era il 9 aprile del 1975 quando il Consiglio regionale del Veneto approvava, dopo un lungo e travagliato dibattito nella prima commissione consigliare, il logo, lo stemma e la bandiera della Regione Veneto, che ancora oggi, con modifiche leggerissime apportate nel 1999, rappresenta la nostra regione e i suoi abitanti. Relatore in aula del provvedimento fu il professor Sergio Dalla Volta, grande figura innovativa della cardiologia internazionale, docente all'Università di Padova, consigliere regionale eletto nella prima legislatura nelle file del Partito Repubblicano e promotore di una proposta di legge per l'adozione della bandiera regionale. Nella prima seduta del Consiglio regionale del 6 luglio 1970 esordì con un intervento nel quale affermò come la nuova realtà politica, Regione Veneto, prendesse avvio a 173 anni di distanza dall'autoscioglimento della Repubblica di Venezia, affermando: il popolo veneto ha nuovamente assunto la possibilità di legiferare e di essere in un certo senso arbitro dei suoi destini. Le sue parole anticiparono quelle di 5 anni dopo, che accompagnarono l'approvazione in aula del gonfalone. Aperte virgolette, sotto la protezione del leone alato, il sistema politico avrebbe dato ai cittadini la sicurezza delle leggi e la tutela della libertà, simbolo in cui il Veneto poteva riconoscersi nell'Italia unita e indipendente. Il gonfalone è un altro momento unificante dei Veneti perché ne ricorda il contributo unico dato in ogni campo della cultura dell'umanità. Secondo me sintesi mirabile e parole che ancora oggi emozionano e fanno riflettere, sottolineando l'identità del nostro popolo e il suo legame con la storia della nostra terra. Così come la scelta di fare di Venezia il capoluogo di regione fu contestatissima. Anche quella del gonfalone vide uno scontro acceso tra DC e PC. Alla fine il Consiglio scelse 7 fiamme a rappresentare le 7 province venete e come simbolo comune il leone di San Marco, quello dipinto su mandato della Repubblica nel 1415 da Jacobello da Fiore per la sala della Vogaria del Comune in Palazzo Ducale. Negli anni in cui la Serenissima stava conquistando e annettendo la terraferma con le dedizioni dei vari territori, dando vita allo Stato da terra. Se allora il legame con la storia della Serenissima permise di leggere nella neonata regione una sorta di continuità della Repubblica di Venezia, oggi la bandiera dei Veneti è più attuale che mai, unendo alla storia il presente delle genti veneti, di quanti vivono in Veneto e di quanti sono stati costretti a cercare miglior fortuna all'estero e dove hanno contribuito a creare la ricchezza di intere nazioni. In un mondo scosso da riarmo e da guerre, la nostra bandiera chiama a tutti quanti alla lezione della storia. Pax Tibi, si legge nella nostra bandiera, speranza e saluto di prosperità, sviluppo e benessere comune, in aperto contrasto con l'imbarbarimento e il dolore che ogni guerra porta con sé. Il libro che presentiamo oggi allora non è un volume che guarda ad un passato nostalgico né tantomeno un testo celebrativo di una parte politica, ma è il racconto di come esattamente 50 anni fa lo spirito dei Veneti sia stato racchiuso in una bandiera priva di connotati partitici ma patrimonio collettivo di un popolo e del suo carattere. Ed è paradossale allora, scusatemi, in un cortocircuito in cui ad essere vittima sono i simboli che dovrebbero essere patrimonio comune, come quello che altri leoni, in questi giorni di legno e frutto di un lavoro artistico, siano oggetto di polemiche e tirate per la giacchetta da chi evidentemente dimentica la lezione lasciataci in eredità dai padri fondatori della nostra regione, i quali 50 anni fa dimostrarono una lungimiranza e un'apertura culturale che oggi invece sembrano essersi affievolite se non perdute. Poi devo dire che quando andiamo in giro per l'Italia e vediamo le bandiere delle regioni messe tutte in fila, devo dire che la nostra non tanto per partigianeria, ma proprio perché è una
grande e bel lavoro fatto appunto 50 anni fa si staglia rispetto agli emblemi anche di altre regioni che sicuramente non hanno un percorso storico, non hanno un richiamo appunto a secoli e secoli di buon governo in buona parte d'Europa che vengono fatti sintesi appunto dal nostro Gonfalone. Quindi grazie per la vostra nutrita presenza oggi, grazie per il lavoro fatto del volume che vi assicuro sarà una cosa che sfoglierete e potrà, ripeto, anche far cogliere delle cose che magari appunto non si vedono immediatamente o non si conoscono in questo momento, ma che 50 anni fa furono veramente oggetto di studio e lavoro da parte dei nostri predecessori, parlo ai colleghi e ai molti colleghi presenti, e che, ripeto, hanno portato uno dei più bei appunto simboli regionali, anzi il più bello direi io, che c'è in Italia. Lo dico ai colleghi, poi troverete il libro sulle postazioni in aula senza doverlo distribuire qui adesso in fretta e furia finita la conferenza stampa, e quindi è bene che sia anche consegnato in aula il luogo, ripeto, che per noi rappresenta il momento a cui si ispirarono molti dei nostri predecessori. Lascio la parola al dottor Valente che... Allora, prima alla dottoressa Lugato che ha studiato, recuperato, fotografato bene il Gonfalone che è nel mio ufficio e che appunto, ripeto, ha fatto un volume che è piacevole da sfogliare e da leggere. Dottoressa, prego. Grazie Presidente. È rosso. Ecco, adesso forse. Allora, grazie Presidente, grazie a tutti per la presenza. E cosa dire? Su sollecitazione del segretario generale, il dottor Valente, con il quale abbiamo già condiviso molte esperienze insieme, insomma è arrivata anche questa sollecitazione di fare qualcosa sui 50 anni, su questa data importante che sono i 50 anni del Gonfalone. Quindi il Gonfalone è proprio il protagonista di questo volume. Io vorrei proprio citare il resto della squadra, perché io sono la curatrice, ma sono quella che poi ha fatto il lavoro sporco, cioè mandare le mail, chiedere ai vari autori se erano pronti i saggi, perché si è creata come sempre una squadra, una piccola squadra che ha lavorato in sinergia. Vorrei citare i 4 autori che, oltre alla sottoscritta da storica dell'arte, abbiamo Michele Gottardi, storico, che oggi non c'è, non ha potuto essere presente, che ha scritto il suo contributo. Poi abbiamo Margherita Carniello, che è andata veramente a fare uno scavo, a rispolverare, a riscoprire. Alcuni hanno detto, le conservatrici dei documenti della giunta regionale hanno detto non riscoprire ma scoprire, diciamo, questi documenti che da 50 anni non venivano in qualche modo visionati. E alla fine l'ultimo omaggio che fa il segretario generale, dottor Valente, a Sergio Dalla Volta, che è stato poi citato, questo consigliere repubblicano, che è stato già citato dal Presidente. Però lo vedrete quando avrete in mano il volume. Io vorrei fare un ringraziamento veramente speciale a quello che è lo studio grafico di editoria e a quello che è stato l'editore stampatore, perché questo è un volume che non è un volume solo di contenuti, è un volume dove la veste grafica e la veste iconografica è molto importante, è bello proprio da sfogliare, ricco di immagini, con tagli molto raffinati, è un volume molto raffinato, diciamo, è piacevole. Quindi voglio ringraziare lo studio Polo, nelle figure di Chiara Romanelli e di Sergio Brugiolo,
e l'editore Antiga, che gli abbiamo dato dei tempi veramente incredibilmente stretti per la pubblicazione di questo volume nella figura di Andrea Simeonato che oggi è presente. Ecco, il volume, per dire due parole, poi lascio al dottor Valente, è caratterizzato nel creare un pochino di aspettativa prima di affrontare quello che è il tema del gonfalone, il dibattito, e vedrete poi anche avvincente, no? Non è stato facile poi scegliere questa immagine, ci vollero alla fine 5 anni, no? Dalla fondazione della regione nel 70, il gonfalone viene, diciamo, istituito nel 75. Quello è, diciamo, questo bellissimo inedito scritto che Margherita Carniello ha fatto di tutta questa vicenda. Però prima di arrivare a questa vicenda abbiamo cercato di fare anche un po' di sintesi su quello che è il tema del leone, no? Molti libri sono stati scritti sull'iconografia, sulla storia, e quindi abbiamo cercato, io nella veste di storica dell'arte, Michele Gottardi nella veste di storico, un po' di ripercorrere questa storia, di fare un po' di chiarezza, di metterla un pochino giù in maniera anche piana, divulgativa. Insomma, questo libro è anche proprio piacevole da leggere, anche abbastanza semplice. E la cosa interessante, che ci tenevo particolarmente a Michele Gottardi storico, che non si fermasse al 1797. Quindi questo leone non doveva finire con quello che è la leonclastia, cioè quello sfregio che è stato fatto dai francesi, ma bisognava anche raccontare il seguito per arrivare ovviamente fino a noi. E questo Michele Gottardi, devo dire, l'ha fatto molto bene, perché è partito dalle origini, dal tetramorfo, da quello che è il leone legato all'Evangelista Marco, per arrivare poi al leone legato alla Serenissima, e quindi questo San Marco in forma di leone che diventa dal XIII secolo un leone politico, che ha una valenza politica. Poi abbiamo analizzato quelle che sono le tipologie più importanti, cioè il leone andante, il leone in moleca, ce ne sono anche molte altre, però abbiamo dovuto un po' sintetizzare. E poi, per quanto mi riguarda, abbiamo ripreso quei modelli iconografici che poi potete tutti vedere oggi a Palazzo Ducale, che sono stati citati nel dibattito del gonfalone. Quindi i modelli pittorici sono due, uno che è già stato citato dal Presidente, il leone andante di Jacobello del Fiore, dei primissimi anni 1415 del 400, un leone ancora in stile, diciamo, tardo gotico, che è stato il modello iconografico del gonfalone della Repubblica, ma c'è anche un altro leone di 100 anni dopo che viene citato nel dibattito, che è l'altrettanto famoso leone andante di Carpaccio. Tutti e due sono questi due enormi leoni iconici che voi vedete nel percorso a Palazzo Ducale. Quindi li abbiamo presi in esame, li abbiamo poi collegati in qualche modo con questo dibattito. E l'altra cosa anche un po' nuova è aver restituito un pochino anche in qualche modo fama e notizie che erano completamente inesistenti all'autore del gonfalone, Mario Carraro. Mario Carraro è un pittore del Novecento, un pittore mestrino di cui si sapeva molto poco, fa parte della scuola di Burano, e abbiamo un po' ripercorso anche la biografia di questo artista che alla fine, diciamo, della sua carriera pittorica, di pittore, anche fu un grande decoratore, ha avuto questo incarico dalla regione di realizzare quelli che sono gli stemmi, gli emblemi che noi oggi vediamo appunto dappertutto. Ecco, questo è quello che insomma abbiamo fatto con uno spirito di grande sinergia e collaborazione. Ci siamo messi a lavorare con dei tempi
diciamo molto stretti, ma abbiamo lavorato bene, come al solito ci siamo anche divertiti e adesso sta a voi a giudicare, diciamo, questo prodotto che speriamo vi piaccia e quindi insomma vi ringrazio ancora una volta per questa opportunità che il Consiglio regionale ha potuto darmi. Grazie. Grazie Franca, e ora aspetta a me appunto dire alcune parole su questo progetto. Intanto diciamo io sono contento perché mi era stata fatta una richiesta dal Presidente quando l'anno scorso eravamo andati a Torino e si celebrava il loro gonfalone che deriva da questo drapeau ancora del 600. E loro andavano orgogliosi di questa bandiera e lui mi chiese, dice: ma perché non possiamo fare qualcosa per il nostro gonfalone? Io dissi: Presidente, guarda, io credo che per noi la questione è un po' più complicata che rispetto ai piemontesi, perché i piemontesi hanno semplicemente preso la bandiera che era quella, la storica del Regno di Piemonte, quindi noi non credo che sia la stessa cosa. E infatti la stessa cosa non era, anzi io quando ho cominciato insieme, diciamo, alla squadra che ha citato Franca, ci siamo trovati veramente, io voglio dire, quasi un grande pasticcio istituzionale, perché in realtà questo gonfalone praticamente viene preso in mano nella fine della prima legislatura. C'erano stati tanti altri problemi da risolvere e si può dire che il gonfalone era una cosa che interessava fino a un certo punto. Ma in realtà, come ha giustamente citato il Presidente, la discussione, diciamo, c'era stata una forte discussione sulla scelta del capoluogo di regione. E la cosa molto strana erano i padovani che volevano a tutti i costi che Padova fosse il capoluogo di regione. Era un po' una situazione che c'erano un po' in tutte le regioni d'Italia, se pensiamo diciamo, i moti in Calabria tra Reggio Calabria e Catanzaro, ecco, qui non ci furono perché fu una discussione molto pacifica, però ci fu. Soprattutto i padovani non accettavano che Venezia potesse essere il capoluogo. In questo gioco ha un ruolo molto importante il professor Dalla Volta. Il professor Dalla Volta, che io appunto conoscevo come professore universitario, come cardiologo, è stato il fondatore della scuola di cardiologia di Padova, avendo dei fratelli medici, cognato medico, questo nome a casa mia era sempre citato. Quando abbiamo celebrato i 50 anni, io ho scoperto che Dalla Volta non era solo un famoso cardiologo, ma era stato uno dei, diciamo, costituenti della Regione Veneto. Era stato eletto nel Partito Repubblicano con mi pare una percentuale molto bassa, ma aveva ottenuto il seggio nella circoscrizione di Venezia, neanche di Padova, Venezia. E come giustamente ha citato il Presidente, mi colpì quel discorso che fece il 6 luglio del 70 nella sala di Ca' Corner, quando evocò appunto i fasti della Serenissima. Questo diciamo mito della Repubblica è stato un po' il suo come dire, filo conduttore in tutta la discussione sia dello statuto ma anche su altri temi che lui ha affrontato, proprio perché era un grande conoscitore, un grande uomo di cultura, una persona. Io ho avuto la possibilità non solo di leggere tutti i suoi discorsi, e quindi praticamente il mio testo nasce anche dalla conoscenza soprattutto politica sua, ma anche perché lui rappresenta in quel momento storico
l'uomo di cultura che il Partito Repubblicano aveva un po', diciamo, nelle varie parti d'Italia, da Bucalossi, Oronzo Reale, Ugo La Malfa, Susanna Agnelli, Giovanni Spadolini. Quella era la classe politica, e nel Veneto, oltre a Bruno Visentini, c'era appunto Sergio Dalla Volta. La cosa, quando parlo di pasticcio che c'è stato, in effetti il pasticcio c'è stato perché la giunta regionale aveva, poi lo leggerete meglio, ma io sintetizzo, aveva fatto una commissione di saggi, tra cui c'era appunto presieduta da Neri Pozza, Diego Valeri, c'erano gli intellettuali dell'epoca. Avevano fatto vari bozzetti che vedrete nel libro che ci sono, che sono stati recuperati grazie al nostro archivio di Palazzo Balbi, che fanno vedere come c'era molta confusione su questo leone, con le province dentro, il gonfalone, cosa poteva c'entrare, insomma era un pasticcio, insomma. Fatto sta che non riescono praticamente, non riesce a decollare questo progetto, non riesce a decollare. Allora a questo punto, tenete presente che la Democrazia Cristiana aveva la maggioranza assoluta in Consiglio, cioè faceva tutto quello che voleva, ma proprio per le divisioni all'interno della Democrazia Cristiana, ecco che Dalla Volta ha il coraggio di presentare questo progetto di legge. È sicuro che comunque il leone è il simbolo che bisogna mettere nel nuovo gonfalone, visto che Venezia era stata scelta come capoluogo di regione, quindi aveva il terreno spianato. E a quel punto, sembra molto strano, ma non fu scelto il gonfalone dalla giunta, fu scelto in commissione, quindi fu il Consiglio regionale che scelse. Ecco, perché a un certo punto che cosa succede? Decidono che quel leone deve essere, come è stato citato, il leone di Jacobello da Fiore, quel quadro. Infatti vorrei ricordare un'altra cosa, che il nostro gonfalone è l'unico gonfalone che viene tratto da un quadro. Gli altri gonfaloni delle altre regioni d'Italia non sono gonfaloni stilizzati, sono gonfaloni fatti. Il nostro è l'unico che prende ispirazione dal quadro. Comunque, per chiudere, cosa succede? Che in commissione decidono sì quello, e a un certo punto non sanno a chi affidare il bozzetto. Ecco quindi, ci tengo a ricordare una persona che ha dato tanto al Consiglio regionale, un tecnico, una persona che è stato segretario generale, è stato il mio maestro, all'epoca era il dirigente dell'ufficio legislativo, era il dottor Giacomo Martorana, che a questo punto dice: bene, avete deciso, allora io ho un pittore locale, si chiama Mario Carraro, affidiamo a lui questo di fare il bozzetto. Chiaramente nel giro di 2 settimane, vedrete anche nel libro, c'è una lettera di incarico proprio scritta così, la risposta di Mario Carraro, e il bozzetto originale che io ho avuto, devo dire, grazie alla figlia, che qui è una dirigente del Consiglio regionale, che tra le carte del padre aveva il bozzetto originale che adesso è conservato qui negli archivi di Palazzo Ferrofini, quindi abbiamo proprio il bozzetto originale di Mario Carraro. Ecco che quindi convince la commissione, la prima commissione consigliare, ed ecco che quindi viene approvato il progetto di legge con l'allegato quadro di Mario Carraro, e viene approvato, tra le altre cose, con il voto dei democristiani, ma anche i voti del Partito Socialista, che si era sempre opposto, quindi praticamente è un voto quasi bipartisan. Gli unici che si astengono sono i membri del Partito Comunista, ma comunque viene approvato con una maggioranza di voti, ed è quindi poi è il
gonfalone che vedete, diciamo, sventolare nei nostri palazzi, nei nostri diciamo, i simboli della nostra regione. Ecco, io ho voluto sintetizzare, nel libro ho voluto dare un omaggio a questo uomo che mi è dispiaciuto di non conoscerlo perché è morto proprio nel 2020 per Covid, era molto anziano, però ritenevo che bisognava rendergli veramente omaggio per quello che ha fatto, non solo in campo medico, ma anche in campo istituzionale. Bene, quindi avete appunto avuto qualche pillola di quello che c'è nel volume, spiegata in maniera puntuale e approfondita. Lo ripeto, è una cosa che si legge anche volentieri, magari sono anche un appassionato, però appunto è scritta bene, con messe in evidenza le cose che devono essere messe in evidenza, ma soprattutto anche le persone che hanno contribuito a questo lavoro. E quindi ai colleghi lo troverete in aula, agli altri ospiti c'è qui una distribuzione che verrà fatta brevi mano e che potete iniziare già adesso a portarvi a casa un po' di storia della nostra regione. Grazie ancora.